leggende sono la storia quando diventa senza tempo. Possono essere molto antiche o così recenti da non essere ancora state raccontate. Camminando lungo la via Tolpada, il silenzio è sorprendente. Sembra quasi che spazio e tempo qui assumano una dimensione diversa. E probabilmente è colpa di un dipinto e da una sua iscrizione in latino che sembra più un avvertimento che un augurio. Del resto non siamo neanche molto lontani dal Ponte Dante, dove Sile e Cagnan s'accompagna, come dice Dante Alighieri, nel Paradiso. Dava come le coordinate per un posto fuori dalla realtà. Per molti studiosi, la Divina Commedia è un'opera esoterica. E non è un caso se proprio in questa via troviamo un'immagine di Adamo ed Eva con una frase enigmatica: il Signore custodirà in eterno la tua entrata. Pare che il termine custodire non fosse da intendere con proteggere, ma con imprigionare. In questa casa viveva un uomo appassionato e studioso della Divina Commedia, cercava di capirne i segreti. Era sposato con una moglie bellissima e sembra che lui sia riuscito ad imprigionare la moglie e l'amante, e questa immagine fa parte proprio del rito magico adoperato per imprigionarli. Molte a Treviso sono le tracce legate alle leggende del Sacro Graal. Nei vecchi manoscritti la Camelot mitica è rappresentata come un castello con 3 torri. Esso è uno degli stemmi di Treviso, presente nei decori della Loggia dei Cavalieri. Molte località vicino a Treviso si rifanno al mito arturiano, basti pensare alla città di Morgano. Morgana nel ciclo del Graal era la sorellastra di Artù e la ritroviamo in un dipinto proprio sotto un arco del Portico dei Soffioni. Contrapposto al tondo di Morgana che uccide il drago, rimane solamente un altro dipinto, quello di un giovane con in mano 2 draghetti. Potrebbe essere Mordred, il figlio incestuoso di Morgana e Artù, e rovina di quest'ultimo. Recenti studiosi hanno dimostrato che le vicende di Artù rientrerebbero in una mitologia perduta delle popolazioni venete. Una parte di essi, per non sottomettersi ai Romani, fuggì nella regione del Galles detta Venedotia. È qui che sono nate le leggende di Re Artù. Non possiamo concludere questo viaggio senza citare uno dei simboli della città. Dal 1559 fino alla caduta della Repubblica Veneta spillava gratuitamente vino rosso e vino bianco in occasione dell'insediamento di un nuovo podestà.
La vera statua è visibile sotto i portici del Palazzo della Ragione. Simboli arcani, alchimia e arte, tiranni e cavalieri escono allo scoperto solamente a chi desidera vedere davvero.